Biblioteca Civica Bertoliana è un'istituzione pubblica culturale del Comune di Vicenza, inaugurata agli inizi del XVIII secolo. È la più antica e importante biblioteca di Vicenza, la terza della regione Veneto per importanza dopo la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e la Biblioteca Universitaria di Padova. Recita così Wikipedia, l'enciclopedia virtuale in internet, e subito nell'immaginario ci vengono alla mente biblioteche storiche con ampie volte ricolmi di libri. Certo, la Civica Bertoliana, sebbene antica, non ha tale magnificenze, ma di certo conserva a Palazzo San Giacomo, in pieno centro storico, un patrimonio unico tra erbari, manoscritti, fondi musicali, collezioni speciali. Eppure questo bene unico è in sofferenza per carenza di spazi. I volumi che arrivano vengono catalogati ma poi riposti negli scatoloni. Servizi igienici indecorosi, aule studio rimaste a 20 anni fa, senza regole, dove c'è chi addirittura pranza, per non parlare della mancanza di personale tecnico qualificato. L'amministrazione comunale, attraverso il defunto fondo immobiliare, aveva pensato ad un vero e proprio trasferimento, ma la soluzione potrebbe anche essere un'altra. Valutare come ipotesi per il futuro la creazione di un polo di consultazione, quindi bibliotecario, nell'ex tribunale di Vicenza, che è una struttura oggi abbandonata, che rischia il degrado e quindi andrebbe recuperata mantenendo il servizio in centro città. Un futuro, quello della Biblioteca Civica Bertoliana, che sta a cuore anche noi di Rete Veneta, e continueremo a seguire la vicenda tenendovi aggiornati.